Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano Euro Truck Simulator 2. Ragazzi, purtroppo sono senza webcam perché vaneggia, probabilmente non penso rotta, però non capisco, ho dei problemi con i driver. Qui però sono comunque col volante, ragazzi. Andiamo, tappa di oggi, Francoforte, Linz, 524 km. Quindi una cosa molto tranquilla. Ok. Sono riuscito a spegnere la luce, grazie ragazzi per i commenti, siete fenomenali. E andiamo ragazzi. Ho sistemato il camioncino che aveva il 4% di danno. Dai vecchio, su. Ok. Coda Francoforte. Dai! Dai ragazzi, su! Ecco di nuovo rosso, che bello! Ma che balle, ma che balle. Coda francofortiana, sono le 15:42, non è neanche ora di punta, non capisco. Dai, 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 dai. Ecco ancora. Che dumaroni. Strada, è arrivato il diluvio, benissimo, direzione Linz. Speriamo di non fare incidenti col camion perché sono stufo di pagare i danni, insomma spreco soldi per il cazzus. Benzina come siamo messi, autonomia per 910 km, ok, andiamo. Se vuole fare una guida pulita, una guida comendiana, è una manovra super comendiana alla fine. Il diluvio. Ma sono stato mezz'ora in coda e adesso mi sono beccato il diluvio, sia chiaro, no? Cerchiamo di guardare sti cazzo di specchietti. Dio mio, superiamo un po' di macchine, che lente che va ste macchine, mamma mia. Grande comandone, il comandone vola, il comandone domina. Il comandone ha scambiato un camion per una macchina di Formula 1, vai, spingi comandone. Comunque ragazzi, bravissimi, avete indovinato il gioco Formula 1 97, bravi raga. Per il mondiale invece ho visto pochi commenti, forse non è il caso, va bene lo stesso raga, no problem, perché non voglio fare incidenti, cazzo, non voglio tirare come un animale obeso. Ora si doveva piovere, io odio quella pioggia perché veramente il camion è ingovernabile. Stiamo sempre a destra.
Tararariru. Insomma la webcam rompe le balle, che passa, si è rotta veramente, gira il cazzo, è un periodo di sfiga allucinante, ragazzi. Vai, passa. Ok. Sono le 17:14, mancano 415 km. Arrivo previsto per venerdì alle 23:57. Ragazzi, ho visto i sottotitoli, fanno troppo ridere, cazzo. Mamma mia. Che Vanesi che si spara il tubo. Che non voglio fare danni, cazzo, basta danni, mi sono rotto le balotte. 200 km e il Comendone ha spaccato un po' il camion al 2-3% perché sono un deficiente. Vabbè ragazzi, comunque venerdì Metro Last Light, gioco mattone, ho visto la recensione su Spazio Game, speriamo bene ragazzi, un gioco che aspetto da tanto, speriamo bene. E poi ragazzi, un altro gioco a giugno è prevista l'uscita di MotoGP, quindi sarà un altro mondiale. Dopo la Formula 1 mi sparo a MotoGP, quindi è già sicuro. Poi vabbè, ci sarà a settembre il solito calcio, e poi Rome Total War, che quello ragazzi sarà un gioco da seghe di proporzioni bibliche. E c'ho il GTA, purtroppo per PC non si capisce. Forse compro stavolta, mi decido a comprare l'HD PVR, l'HPVR, quella stronzata là, e il registro della Play, perché GTA è un giocone. Questo GTA qua è una cosa indescrivibile. Ma siamo quasi arrivati. Adesso devo rompere il camion un pochettino, ma neanche un incidente, ho sfiorato il guardrail, come diceva De Adamic. Dai Comendon, dai Comendon. Niente, basta, se non sistemo neanche più il cambio, mi sono rotto veramente i coglioni. ...149 km all'arrivo. Dopo vediamo se riusciamo a fare una cazzo di manovra che col volante non mi riesce mai. Già faccio fatica con la tastiera, con il volante, che è più facile in realtà, ma porca puttana, sono una pippa obesa. Pa 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 pa. Hello. Sono proprio il pirata della strada, fioi. Il mio camioncino ha 10.500 km, quindi non è più di primo pelo. Ok, qua siamo al confine. Ok, Austria. Ciao Germania. Un saluto all'Austria. 95 km. E si gode. Si gode. Oddio. No, comandano fare cagate, grazie. Voglio fare la manovra, alla fine devo parcheggiare subito. Questo è l'obiettivo. Questo è l'obiettivo. Vai in scia, mamma mia, c'è una macchina là. E me ne frego, tutto rego, me ne frego. Si è spiaccicata quella macchina e si gode. Comenda style, comenda style, comenda style. Ragazzi, la guida elegante non fa per il comenda, ragazzi. Comenda aggressivo alla Gilles Villeneuve. Ai ai ai. Madonna che sole che...
Che comandone stanco. Guarda che sorpassi. Ok, ormai ci siamo. Adesso lasciamo l'autostrada teoricamente. Andiamo sulle stradine tortuose, speriamo di no. Eh sì, invece, che cazzo. Adesso ci divertiamo. Dobbiamo parcheggiare di qua. Occhio. Siamo arrivati. Madonna, ma quanto stretta è sta roba, oh fioi. Cerchiamo di metterci subito in posizione giusta. Vediamo se il comandone riesce nell'impresa. Dai. Vai ragazzi. Oh, cominciamo raga, cominciamo. Madonna, sto veneziano gondolaro. Dai. Perché non vedo la cappella. Dai comandone. Dai. Ma che ci siamo forse? Dai. Cazzo, ci siamo. Dai che ci siamo, cazzo. Ma ci siamo. Cioè, perché non ci siamo? Ma che palle, oh. Ma c'ero, cazzo, dai che c'ero. Ok. Oh, e vaffanculo. Ce l'ho fatta, sono un comandone, figo. Oh, danneggiamento 2%, mangiatemi il pacco. Ok ragazzi, tappa andata, ho preso pochi soldi, ho 59.000 euro. Vabbè, niente raga, 3% di danni, continuo a sprecare soldi in incidenti del cavolo. Raga, un saluto dal comandone camionista veneziano. Ciao!